L'occasione per ricordare e sostenere Telepace è quella della messa domenicale in chiesa, luogo dove si ritrovano le comunità. La storia dell'emittente, d'altra parte, è unita a quella della sua gente, è fatta di incontri, di attenzione al territorio, di una comunicazione spesa per il bene, dove non c'è spazio per i muri, le polemiche, i toni accesi. Come ha ricordato il vescovo, per i 29 anni della televisione, Teleradio Pace è a servizio non soltanto della Chiesa, ma del Tigullio e di chi ci vive. Ha scelto di essere comunitaria, vive cioè in quanto desiderata e sostenuta dalla sua comunità. Ad esempio con l'aiuto dei tanti volontari, volti e storie preziose che hanno costruito l'ossatura dell'emittente diocesana con il loro tempo e con il loro affetto. Adesso è l'ora di guardare al futuro e alle nuove difficili sfide del digitale. Per tutto questo, per pregare, per aiutare Telepace con una piccola offerta, domani si tiene in diocesi la giornata dedicata all'emittente, alla quale hanno aderito numerose parrocchie del territorio. L'obiettivo è che ogni giorno le notizie del nostro telegiornale, le rubriche, gli approfondimenti e i momenti di preghiera continuino ad arrivare nelle case, nei luoghi di lavoro e di riposo, con la sua impostazione rivolta al bene. Quella di trovare non soltanto i grandi avvenimenti, ma la quotidianità del nostro territorio. È bellissimo quando vedo i bambini con le loro attività di volontariato, tutti hanno voce in Telepace e ogni avvenimento che riguarda queste nostre realtà viene sottolineato, riceve voce, e questo è bello, molto bello, e ci dice che il mondo è davvero ancora teatro di bontà.